Buongiorno a tutti e bentornati a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Come state? Spero bene nonostante il periodo un po' turbolento, diciamo così. Proprio questo periodo turbolento mi ha fatto venire in mente un classicissimo detto napoletano che è stato rimbalzato anche in questo periodo, anche da varie parti politiche. Ed è un detto napoletano che si interfaccia molto bene con il concetto di resilienza. Se ne andiamo a cercare la resilienza sul dizionario, ho preso il mio vecchio Piccolo Palizzi di quando ero ragazzino, troviamo che la resilienza, sostantivo femminile, la capacità di un materiale di resistere alla rottura. Traslato nel campo della psicologia è la capacità di un individuo di reagire a un trauma, a un cambiamento, a una difficoltà. Il napoletano ha sempre avuto più o meno, sempre avuto questa caratteristica praticamente innata. Noi abbiamo avuto innumerevoli dominazioni, siamo comunque riusciti a resistere a tutte quante prendendo qualcosa da ognuna di esse. Addirittura Napoli durante la seconda guerra mondiale si autoliberò nelle famosissime 4 giornate di Napoli, partite da una masseria nella zona del Vomero, una masseria Kagashima se non ricordo male. E c'è un detto che identifica proprio questa capacità del napoletano di reagire a qualunque situazione negativa gli si pari davanti. Ed è: un napoletano si fa secco ma non mora. Il napoletano si fa secco, dimagrisce fino allo stremo, ma non muore, perché reagisce sempre, perché ha sempre quel suo spirito un po' bonario, un po' guascone, un po' strafottente, che gli permette di guardare in faccia la realtà dicendo: beh, tutto qua. Questo ci ha salvato nel corso degli anni e credo che anche questo ci salverà nei prossimi mesi. E non sarebbe male, almeno dal mio punto di vista, che tutti quanti avessero un po' di questo nostro spirito di reazione, di questa nostra capacità di inquadrare le cose per il giusto che sono. Detto questo, io vi saluto, vi do un nuovo benvenuto sul mio canale. Prometto che in questo periodo, vista anche la quarantena, mi farò più vivo, abbiamo ancora tanto materiale da recuperare. Detto questo, io vi ringrazio dell'ascolto e come sempre, ciao Brim!